La Calabria è la regione che presenta il quadro economico più preoccupante, famiglie sempre più povere, il reddito pro capite è il più basso del paese. Nuovo atto vandalico al Parco Romeo di Cosenza, il parco inclusivo più grande del sud Italia. Sergio Crocco ai nostri microfoni, lasciamo la città, meglio investire in Africa. Il Consiglio regionale non affronta l'argomento, bocciata sul nascere l'idea dell'azienda sanitaria unica, passano bilancio e legge sul golf. Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose fanno discutere i contenuti del decreto emesso dal Ministero che ha portato alla fine dell'esperienza amministrativa. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro ha inflitto 7 condanne con il rito abbreviato con pene variabili dai 5 anni e 8 mesi ad 1 anno. Gli imputati accusati di aver prestato soldi con tassi usurari ad imprenditori cosentini. Il prefetto di Reggio Calabria fa il punto sulle iniziative interforze per combattere il fenomeno del caporalato, emesse sanzioni per oltre 2 milioni di euro. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in primo piano l'economia, i dati purtroppo non sono confortanti, la Calabria, la nostra regione, continua ad essere tra le più povere d'Italia, il reddito pro capite è davvero molto basso, il prodotto interno lordo praticamente non esiste, poi il peso rilevante dell'economia illegale, i particolari nel servizio di Anna Franchino. E come al solito un'Italia che viaggia a 2 velocità, quella fotografata da Istat nel report sui conti economici territoriali, spiegando che le componenti più rilevanti sono la rivalutazione della sottodichiarazione dei risultati economici delle imprese 6,3% e l'impiego di lavoro irregolare 5,2%. L'economia illegale e le altre componenti minori, mance, fitti in nero e integrazione domanda-offerta incidono per il restante 2,5%. L'incidenza dell'economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, pari al 19,1% del valore aggiunto. La Calabria è la regione il cui peso dell'economia sommersa e illegale è massimo, con il 21,3% del valore aggiunto complessivo, mentre l'incidenza più bassa si registra nella provincia autonoma di Bolzano. Il peso del sommerso dovuto all'impiego di input di lavoro irregolare è particolarmente elevato in Calabria, con il 9,9% del valore aggiunto, facendo registrare nel periodo 2011-2016 la peggiore performance dell'occupazione, con un calo degli occupati di circa l'1% annuo. Per quanto riguarda il reddito disponibile per abitante, la Calabria, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, si trova ancora al di sotto della media del Sud, con reddito medio di 12.400 euro. Insomma, la nostra regione è quella in cui lo squilibrio è più pronunciato e di certo non serviva l'Istat a ricordarcelo, ma le tante vertenze aperte e gli appelli che ogni giorno, ai noi, siamo costretti a raccontarvi. A Cosenza nuovo atto vandalico, è il quinto per la precisione al Parco Romeo, il più grande parco inclusivo del Sud Italia. Sergio Crocco dell'Associazione La Terra di Piero ai nostri microfoni dice: siamo stanchi, lasceremo la Calabria. Vediamo. Sergio Crocco, nuovi atti vandalici al Parco Romeo. Intanto cominciamo dai danni, dalla stima. La stima dei danni materialmente non lo sappiamo che però un quarto del parco lo hanno rovinato buttandoci dalla vernice rossa. Sappiamo con certezza che sono atti mirati, la motivazione non la sappiamo e né mai potremmo comprenderla, come se la si può prendere con un parco accessibile ai bambini disabili, però purtroppo succede anche questo a Cosenza, c'è una minoranza che non è qualificabile. Ci sono delle telecamere, quindi sarà accertata la verità. Voi come Terra di Piero avete minacciato di lasciare Cosenza? Sì, forse questa è l'ultima goccia. Viviamo la contraddizione del parco accessibile ai bambini disabili, più grande d'Italia, il primo da Rimini in giù, e poi per molti bambini non è accessibile perché il marciapiede è tutto scombussolato. Ci abbiamo messo mesi per avere l'acqua nel parco, mesi per avere l'elettricità nel parco. Per 5 volte ci hanno fatto dei danni, siamo davvero scoraggiati. Io sono
sono tornato da un mese dalla Tanzania e ci ritorneremo a maggio, andremo a costruire un parco là e siamo certissimi, perché sono 10 volte che sono stato nell'Africa più nera, quindi la conosco abbastanza, siamo certissimi che i beni comuni là sono pochissimi, però sono rispettatissimi da tutti. Un atto vandalico del genere in Tanzania, ma nemmeno in Madagascar o in Centrafrica, non è nemmeno ipotizzabile. Cambiamo argomento, la sanità, ce ne stiamo occupando spesso, anzi di politica e sanità, bocciata sul nascere l'idea dell'azienda sanitaria unica. Il Consiglio regionale non ha neanche affrontato l'argomento, approvati invece bilancio e legge sul golf. Vediamo. Ebbene, doveva essere il Consiglio della rabbia, della condivisione e della compattezza, per mandare un messaggio forte al governo nazionale, perché continuare così, con la sanità commissariata, non è più possibile. E poi c'era l'idea del governatore in direzione della svolta, l'azienda sanitaria unica. Sembrava dovesse essere tutto pronto, fatto, acclarato, ed invece è accaduto ciò che Oliverio non si aspettava, il voltafaccia alla maggioranza che non ha consentito il blitz, chiamiamolo così. Resta l'urlo di Oliverio che manda a dire al Consiglio dei Ministri che non arretrerà di un millimetro, che la lotta sarà dura e che sono in cantiere iniziative forti, vibranti e toste. Chiuso amaramente il capitolo sanità, il Consiglio ha proseguito il suo percorso, portando a casa l'approvazione del bilancio. Già, il bilancio è esiguo, visto che ci sono appena 780 milioni di euro, di cui 196 sono destinati al funzionamento della macchina burocratica, 117 alle opere pubbliche, 120 milioni sono per gli enti subregionali, il resto andrà in cassa alla sanità. Sempre nella seduta di ieri, il Consiglio ha dato il via libera alla legge sul golf, le nuove regole contro gli incendi e sull'edilizia residenziale. Gongola Orlandino Greco per aver ottenuto ciò che voleva. È certo che la legge sul golf porterà in Calabria 350.000 turisti all'anno, fuori dalla stagione delle vacanze. Restiamo a parlare di Regione perché c'è stato un importante stanziamento di risorse da parte della Regione per i porti calabresi, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa, nuovo importante passaggio per il rilancio e il miglioramento della competitività del sistema portuale calabrese con l'ammissione a finanziamento degli interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale dei porti di Isola Caporizzuto, siamo a Crotone, Roccella Ionica, Reggio Calabria, Ciro Marina, Crotone e Cetraro in provincia di Cosenza. Sono state definitivamente assegnati circa 20 milioni di euro, si tratta di fondi POR, le risorse sono state attribuite alle proposte collocate nelle prime posizioni della graduatoria approvata lo scorso mese di agosto, questo quanto precisa la giunta regionale. Parco eolico di Borgia nel pomeriggio. La sentenza del Tribunale di Catanzaro, 2 le condanne, 26 le assoluzioni, tra gli assolti perché il fatto non costituisce reato anche l'ex consigliere regionale Giuseppe Graziano. Vediamo. Si è chiuso con 2 condanne, 26 assoluzioni e una dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione il processo scaturito dall'inchiesta su presunti illeciti connessi alla realizzazione del parco eolico di Borgia. Davanti al Tribunale di Catanzaro erano finiti imprenditori, progettisti, funzionari dei vari comuni interessati dal progetto e i componenti del nucleo VIA, il nucleo di valutazione impatto ambientale della Regione Calabria, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e falso. A 1 anno di reclusione sono stati condannati Rocco Cristofaro, autore del progetto definitivo del parco eolico, e Giovanni Cocerio, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di San Floro. Tra le persone assolte anche l'ex consigliere regionale Giuseppe Graziano, coinvolto in qualità di ex presidente del nucleo VIA, la struttura regionale che aveva rilasciato parere favorevole sulla compatibilità ambientale del parco eolico. Del collegio difensivo facevano parte gli avvocati Antonella Canino, Aldo Casalinuovo, Francesco Jacopino, Adolfo La Russa e Giancarlo Pittelli. Ci spostiamo a Gioiosa Ionica perché dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose fanno discutere i contenuti del decreto emesso dal Ministero che ha posto fine all'esperienza amministrativa. Vediamo.
Sono racchiuse in 18 pagine le motivazioni dello scioglimento per mafia del comune di Marina di Gioiosa Ionica, formalizzato con atto del governo a fine novembre. Ci sono dettagliate ricostruzioni di situazioni, condotte, frequentazioni cominciate nel febbraio scorso, quando fu dato incarico alla commissione di accesso di insediarsi nel municipio di Marina. Nell'incipit si fa riferimento alla presenza sul territorio massiccia di criminalità mafiosa, poi si incentra l'attenzione sulle compagini politiche che hanno partecipato alle elezioni. Si conferma che sui candidati nulla risultava e nulla risulta. Sotto monitoraggio anche i sottoscrittori delle liste e qui forse qualcosa non torna. E questo peraltro uno dei passaggi più importanti per parlare di un assessore che, pur non potendo per motivi di incompatibilità, si sarebbe occupato direttamente della gestione di alcune pratiche di pertinenza dell'ufficio tecnico. In materia di appalti, l'ente sciolto per mafia, pur operando secondo le procedure previste e quindi in conformità di legge, non avrebbe però effettuato i controlli in tema di certificazione antimafia per alcune ditte. Irregolarità sarebbero state commesse anche nella concessione di attività di lavoro stagionale per alcuni stabilimenti balneari. Non consona sarebbe stata l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio. Pur concluse le procedure amministrative, non avrebbero fatto seguito provvedimenti di demolizione. Lotta al caporalato, questo ci porta nell'area metropolitana di Reggio. I servizi interforze disposti dal prefetto della città metropolitana, elevate sanzioni per circa 2 milioni di euro. Vediamo. Un giro di vite sempre più stretto, sistematico, voluto dalle istituzioni. E se c'è un settore sul quale le attenzioni sono state concentrate tra gli altri in maniera decisamente più specifica, questo è quello della lotta al fenomeno che è il caporalato, nel quale si miscelano sfruttamento della manodopera e violazione sistematica delle più elementari norme in materia di sicurezza sul lavoro. L'ultima offensiva lanciata sul territorio della Piana di Gioia Tauro ieri mattina con l'ennesima operazione interforze che ha visto scendere in campo assieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza anche l'ispettorato del lavoro e le polizie locali. Una scelta di indirizzo ben precisa, quella impartita dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, che nella mattinata di oggi nel palazzo dell'ufficio territoriale del governo ha fatto il punto in maniera analitica e dettagliata sui risultati conseguiti dal blitz. Nel corso dei controlli interforze eseguiti nella giornata di ieri sono state ispezionate 7 diverse aziende, complessivamente poco meno di 50 le posizioni di lavoro extracomunitari che sono state passate al setaccio e che sono risultate regolari. Sono state 8 invece le posizioni irregolari che sono state riscontrate. Complessivamente sono scattate sanzioni per un ammontare di circa 75.000 euro alle aziende. La particolare attenzione con la quale si guarda l'azione di contrasto al lavoro nero è comunque non conforme a quel che la normativa di settore prevede ed è uno degli assi portanti lungo i quali si sviluppa l'azione di controllo sistematico del territorio svolto dalle forze dell'ordine. C'è una notizia appena giunta in redazione, arriva da Mileto, siamo in provincia di Vibo Valentia. Ignoti hanno dato fuoco all'auto di un caposquadra della ditta Muraca, titolare del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel comune del Vibonese. L'episodio si è verificato intorno alle 4 nei pressi dell'abitazione. A spegnere l'incendio che iniziava a propagarsi dal parafango posteriore della macchina è stato lo stesso caposquadra. Le indagini condotte dai carabinieri. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Sentenza del GUP di Catanzaro sui prestiti a strozzo ad opera delle cosche ad imprenditori di Cosenza in difficoltà economiche. 7 le condanne inflitte in sede di rito abbreviato, con pene che vanno dai 5 anni e 8 mesi ad un anno. Secondo Troncone davanti al Tribunale Penale di Cosenza è in fase di istruttoria dibattimentale. 9 quintali di artifizi pirotecnici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del gruppo di Lamezia Terme, che ha denunciato 2 persone per detenzione illegale di materiale esplodente. I finanzieri nel corso dei controlli hanno scoperto un deposito all'interno di un grande magazzino gestito da cittadini di nazionalità cinese. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Ancona hanno eseguito una misura di prevenzione a carattere patrimoniale disposta dal Tribunale di Pesaro, sequestrando ad un calabrese indagato per trasferimento fraudolento di valori e usura 7 fabbricati e 4 società in provincia di Ancona e Pesaro del valore di oltre 700.000 euro.
hanno protestato davanti al municipio di Isola Capo Rizzuto a causa dei disagi provocati dall'emergenza idrica venutasi a creare nel territorio oltre 100 cittadini. Secondo quanto lamentano i manifestanti, da più di un mese dai rubinetti delle case sgorga acqua sporca, un problema che si è già verificato in più occasioni anche nel passato. Inoltre l'erogazione dell'acqua è stata interrotta e questo ha indotto i cittadini a chiedere che il problema venga risolto in maniera radicale. In Calabria gli autocarri merci immatricolati tra il 2013 e il 2016 sono il 3,8% del totale di quelli in circolazione e quanto emerge da un'elaborazione del centro ricerche Continental Autocarro sui dati ACI. La Calabria, secondo quanto rilevato dalla ricerca, si pone in coda alla graduatoria nazionale assieme ad altre regioni del sud, fra le province calabresi e Catanzaro quelle in cui la percentuale di autocarri merci è maggiore. Fuori da queste mura siamo in tanti ad aspettarvi, oltre ai vostri familiari, ha detto ai detenuti del carcere minorile di Catanzaro il garante dell'infanzia Antonio Marziale, che ha incontrato i giovani detenuti. Vediamo. Ormai è una consuetudine che il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, prima dell'inizio delle festività natalizie, si rechi in visita presso il centro di detenzione minorile di Catanzaro, dove incontra oramai da tempo i giovanissimi reclusi. Momenti di emozione e riflessione con un messaggio chiaro a chi ha sbagliato ma ha imparato dagli errori commessi. Credo che sia un dovere per il garante per l'infanzia, ma è un dovere per l'intera società guardare a questi ragazzi che certo hanno sbagliato e guardare con l'ottica di chi non giudica, perché la società fuori giudica molto facilmente, e con l'ottica di chi pensa che questi ragazzi torneranno nella società. Prima di incontrare i giovani detenuti, Marziale ha discusso a lungo con il direttore dell'istituto penitenziario catanzarese sulle attività di recupero che rendono questa realtà fra le migliori in assoluto e anche su possibili sinergie volte ad arricchire sempre di più il ventaglio di possibilità dovute a questi ragazzi sfortunati. Ma quali sono le difficoltà per chi opera quotidianamente? Le difficoltà sono legate soprattutto a un'utenza molto variegata. Insomma, noi abbiamo in realtà pochi ragazzi calabresi e molti ragazzi che provengono da altre strutture, da altri territori d'Italia, che chiaramente, avendo riferimenti familiari molto lontani da qua, vivono con poca serenità la detenzione nel nostro istituto, per cui appunto cerchiamo di attivare, stiamo promuovendo l'attivazione con alcune associazioni, favorire la possibilità per queste famiglie di scendere, quindi di affrontare le spese per loro anche di soggiorno. Stiamo attivando il servizio di Skype anche proprio per favorire i colloqui a distanza. Giustamente la detenzione è già sofferenza, se poi la si fa lontana dagli propri affetti è ancora più pesante. Marziale ha donato inoltre ai ragazzi alcuni libri. Successivamente ha incontrato l'arcivescovo metropolita Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e il presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato. L'aula magna del liceo scientifico Guerrisi di Cittanova, intitolata a Falcone Borsellino. Ospite d'onore della cerimonia il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza, siciliano allievo di Borsellino. Sentiamo. L'aula magna del liceo scientifico Michele Guerrisi di Cittanova, dedicata agli eroi civili Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, i due magistrati siciliani trucidati dalla mafia 25 anni fa a Palermo. E per l'inaugurazione un ospite d'eccezione, il procuratore della Repubblica di Palmi Ottavio Sferlazza, siciliano anche lui, precisamente di Agrigento, che commosso, e non lo ha nascosto, ha ricordato di essere stato allievo di Paolo Borsellino, quando giovane uditore giudiziario finì sotto la guida di Borsellino, magistrato esperto. All'epoca si faceva così, ha detto il procuratore, si veniva affiancati ai magistrati con più esperienza. Don De Masi ha esaltato il valore di avere una sala dedicata ai due magistrati siciliani. A campeggiare nell'aula magna dedicata ai due eroi c'è infatti un affresco prospettico dipinto dagli studenti dello scientifico. Il magistrato Sferlazza ha fatto un discorso diretto, senza fronzoli e retorica agli studenti, parlando di baluardo di legalità delle scuole. Vengo sempre con piacere a parlare nelle scuole perché ritengo che sia il luogo adatto per poter discutere
di legalità, di onestà e rettitudine e di esempi da seguire. Dico ai ragazzi di essere sempre intransigenti rispetto a valori importanti come la legalità e il rispetto della legge. Una vita, quella del magistrato Sferlazza, segnata da tanti lutti di colleghi e servitori delle istituzioni dello Stato. Ha sottolineato che la legalità parte dal rispetto delle piccole cose e la scuola deve fare tanto come lo sta facendo. A volte i buoni insegnanti, ha evidenziato, fanno più delle forze dell'ordine e di noi magistrati. Ora a Cosenza, esattamente nel centro storico, per l'ormai tradizionale appuntamento con la Festa delle Luci promosso dal Comune e dalla comunità ebraica. Vediamo. Da qualche anno la città di Cosenza ha ripristinato la festa di Hanukkah, ovvero la Festa delle Luci, un evento molto sentito dalla comunità ebraica che rappresenta anche un momento di incontro e condivisione tra i rappresentanti delle religioni monoteiste presenti in città. La suggestiva cerimonia di accensione del grande candelabro a 9 bracci si è tenuta quest'anno nel centro storico in largo Antoniozzi, presente anche l'Istituto Mancini con una sua originale proposta degustativa. L'evento è stato preceduto nel municipio da un momento di incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dal presidente del Consiglio Pierluigi Caputo, e la presidente delle comunità ebraiche italiane. Cosenza è la città della multireligione. L'amministrazione comunale vicina alla comunità ebraica per uno scambio di idee, vicina anche alle altre religioni, perché siamo un'amministrazione aperta al dialogo e al confronto. Nell'incontro è stata sottolineata l'importanza della continua ricerca della pace. La sfida è proprio quella di raccogliere il messaggio di Dio e saperlo come persone semplici, umane, di religioni diverse e portarlo avanti. Un impegno affinché luci siano luci davvero e soprattutto i bambini possano gioire, giocare spensierati. È un impegno che riguarda anche un tema di memoria doveroso. Abbiamo oltre 3.000 anni di storia che riguarda questa festività, in particolare Hanukkah, di quello che è accaduto in terra di Israele, la volontà di liberarsi da un'altra nazione che ha conquistato il territorio e ha voluto imporre un proprio con violenza, con forzature, odio e mancanza di libertà. Sport e solidarietà ci portano a Vibo, vediamo. Ci sono tanti campionati che si possono vincere. Quando si è campioni di Superlega, la vittoria è sicuro che arriva. In attesa di sapere che ne sarà del campionato, i campioni della Tonno Callipo una vittoria l'hanno già ottenuta, è quella della solidarietà, quella del rispetto dell'altro, quello dell'amicizia disinteressata. Per l'11° anno consecutivo infatti è stato realizzato il calendario che vede protagonisti i campioni della Tonno Callipo e i ragazzi della sezione vibonese dell'Associazione Italiana Persone Down. Una collaborazione che lega sport e sociale, che garantisce visibilità ai ragazzi Down e alle loro famiglie, ma anche un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ogni anno infatti viene scelto un tema preciso e quello di quest'anno, documentato nelle immagini di questa nuova edizione del calendario, è il riciclaggio dei rifiuti, un messaggio di forte valenza civica e sociale, immortalato dall'obiettivo della fotomoderna Grillo, Armando, Vincenzo e Franco, veri artefici del calendario con scatti emozionanti e con una caratterizzazione molto simpatica e frizzante. 11 anni di questo calendario vuol dire che l'idea iniziale ha funzionato. Sì, 11 anni sono molto importanti, non abbiamo perso mai un colpo, è stato sempre una cosa continua, una cosa bella, una cosa apprezzata dalla gente che poi contribuisce nell'acquisto del calendario, quindi questi soldi vanno all'associazione Persone Down. Questi ragazzi che sono, io ne ho visti alcuni quando ho fatto la fotografia, che sono affettuosissimi, che sono entusiasti di partecipare perché la vedono come una cosa loro, come una partecipazione importante per loro. In effetti loro sono, diciamo, gli artefici di queste immagini. Mi auguro che possa continuare per tanto tempo e soprattutto di sensibilizzare tanta gente che stia vicino a queste persone, ma soprattutto per considerarli non persone diverse ma persone uguali a noi. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it.
Come preannunciato, l'aria artica ha invaso la Calabria. Nella giornata di ieri si sono raggiunte temperature anche di diversi gradi sotto lo zero, fino a meno 15 in Sila nei pressi degli impianti di risalita di Lorica, meno 11 sulla vetta silana di Bottedonato, quasi meno 6 a Serra San Bruno nel Vibonese, meno 4 a Gambari ed Aspromonte, sotto zero anche a Valle con quasi meno 3 a Cosenza, addirittura di poco sotto zero anche a Rosarno in pianura. Anche nelle prossime ore il clima rimarrà molto freddo, seppur in un contesto di generale bel tempo, salvo un po' di instabilità sull'Alto Ionio, dove non si esclude qualche fiocco di neve a quote collinari. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per le prossime ore. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti su Alto Ionio e Crotonese, associati a deboli precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote collinari. Clima ancora molto freddo. Vediamo invece ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari generalmente mossi o molto mossi, con venti moderati sempre da Grecale. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteoincalabria.it. Il meteo è giunto al termine, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.